A teatro per difendere il Made in Italy, uno spettacolo anticontraffazione. Un giornalista scrive i testi, un'attrice, Tiziana De Masi, mette in scena al Goldoni di Venezia un progetto intitolato Tutto quello che sto per dirvi è falso. La contraffazione uccide le imprese venete e mette a rischio oltre 20.000 posti di lavoro nella nostra regione. La contraffazione porta a sottrarre tra i 100 e i 120.000 posti di lavoro al nostro settore e di questi sicuramente un 20% è ascrivibile alla nostra regione. In Veneto sono 400 milioni gli articoli contraffatti sequestrati negli ultimi 3 anni e mezzo, senza contare i sequestri di alimenti come le 30 tonnellate di pesce con etichette contraffatte trovate a Vicenza. Una stima parla di 500 milioni di tasse evase in Veneto dai falsi artigiani, che sono tra i 70 e i 100.000, e i clienti devono capire che acquistare è reato perché dietro a questi prodotti c'è spesso la criminalità organizzata. Il pericolo più grande è il sottovalutare il problema. Deve maturare anche una coscienza da parte del consumatore. Questa è la nostra chiave, di lettura di tutto questo. Lo spettacolo teatrale, condiviso da regione, associazioni dei consumatori e artigiani della moda, dopo il debutto a Venezia di venerdì 4 ottobre, avrà 15 repliche presentate in tutte le province del Veneto, di cui 8 dedicate alle scuole medie e superiori, e quindi sarà portato in tour in tutta Italia.